Innanzitutto do il benvenuto e saluto per la presenza in aula l'oratore che quest'oggi proporrà la riflessione sulla giornata della memoria, che è il professor Andrea Zannini dell'Università di Udine e quindi professore di storia moderna all'università stessa, che è al mio fianco e che prenderà ovviamente la parola dopo il mio intervento di inizio della commemorazione. E saluto con particolare rispetto i signori Nathan Israel, l'assessore dell'istruzione della comunità ebraica di Israele, che abbiamo qua, eccolo. Poi abbiamo il presidente della comunità greco-orientale di Trieste, Stylianos Ritsos, e il pastore della chiesa evangelica di Trieste, Veljo Jugovac. Ecco, era annunciata la presenza in aula anche del parroco della comunità serbo-ortodossa, ma credo o ci raggiungerà o comunque anche a lui i saluti, perché aveva dato adesione all'iniziativa del parroco Rasko Radovic. Egregi colleghi, il ricordo della Shoah come tragedia collettiva dell'Europa e l'istituzione del giorno... No, prego, potete stare seduti. Faccio da parte, poi nel momento della commemorazione staremo in piedi. Il ricordo della Shoah come tragedia collettiva dell'Europa e l'istituzione del giorno della memoria hanno contribuito a far crescere una diffusa coscienza pubblica, soprattutto tra i giovani, grazie all'attività e a iniziative delle istituzioni, delle scuole e dell'informazione. Anche la nostra Regione contribuisce da diversi anni alla costruzione di una scuola della memoria, sostenendo la promozione delle visite conoscitive degli studenti nei luoghi dell'Olocausto. Viaggi che consentono di fissare nella mente dei più giovani i campi in cui era racchiusa una umanità dolente, fatta di ebrei e di altri perseguitati, che si distinguevano per la forma e il colore del pezzo di stoffa che tenevano appuntato sul petto. Qualunque persona buona e giusta non potrà dimenticare che la Germania nazista, anche dopo la battaglia delle Ardenne che portò alla sconfitta finale, continuò la sua guerra contro il popolo ebraico, contro i Rom, contro l'omosessualità e il dissenso politico. Nel 1945 si scoprì il male che c'era nel mondo, associandolo a tutte le sofferenze e alle vittime che questa ha causato. Ma la barbarie di ieri si ripresenta oggi con il nuovo segno distintivo del terrorismo che da anni sparge inutilmente sangue nei paesi martoriati del vicino Medio Oriente e dell'Africa. Ricordare le grandi tragedie collettive ci deve servire a pensare agli innocenti di oggi e di domani e al nostro dovere di migliorare il mondo che abbiamo trovato, facendo tesoro a questo scopo delle esperienze di tutti i tempi, di quelle positive e di quelle devastanti. Soltanto se maturerà in noi questa consapevolezza e il ricordo della Shoah sarà qualcosa di più della commemorazione di un crimine fra i più efferati mai commessi dall'uomo. Ricordando i morti... Scusate se c'è qualcuno che sta telefonando. Sì, ecco, grazie. No, per cortesia, siccome stiamo commemorando, per cortesia almeno non parlate al telefono. Perché... Ricordando i morti diamo un insegnamento di essenziale importanza ai vivi, un insegnamento sulla vita e la morte, la crudeltà e la compassione, perché l'obiettivo di noi tutti è di impedire che le pagine più tragiche del secolo passato possano diventare il futuro dei nostri figli. Quando abbiamo giurato in quest'Aula l'abbiamo fatto sapendo che il nostro dovere ci portava a riflessioni inequivocabili contro l'antisemitismo e contro ogni violazione dei principi di pari dignità ed uguaglianza davanti alla legge. Lo afferma l'articolo 2 della Costituzione italiana, ma lo ribadisce anche il secondo articolo del Trattato sull'Unione Europea, che fonda i valori sul rispetto della dignità umana e quello del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dalla non discriminazione delle minoranze, dalla giustizia, dalla solidarietà. L'Europa è soprattutto questo. Le ragioni del nostro stare insieme sono in quel fondamento di pace e di civiltà.
Dobbiamo consegnare agli studenti questi valori condivisi che si fondano sul ricordo e sulla conoscenza. È l'esortazione a non restare insensibili ai problemi altrui. È l'appello a non essere indifferenti alle discriminazioni. È l'insegnamento a coltivare una solidarietà autentica che non derivi solo dalla comunanza di interessi, ma ci porti ad ascoltare richieste di aiuto che giunge anche da chi è lontano o semplicemente appare diverso da noi. Sottolineare queste conquiste è il modo più giusto per di rendere omaggio alla memoria delle vittime della Shoah, al sacrificio, alla resistenza, alla rinascita del popolo ebraico. La celebrazione del giorno della memoria non è l'osservanza di un rito vacuo e formale, ma comporta un impegno concreto affinché il silenzio non possa cancellare né ora né mai la consapevolezza di ciò che è accaduto. Tuttavia negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, anche negli ultimi giorni, in Europa si sono erette ai confini nuove barriere con fili spinati che lacerano i rapporti tra gli Stati e tentano di fermare bambini, donne e uomini che cercano dopo anni di guerra un po' di pace. I reticolati e i muri come demarcazione dei confini vengono evocati e costruiti anche tra Stati Uniti e Messico, tra Israele e Palestina, tra le comunità cattoliche e protestanti di Belfast, cui si aggiungono quelli in costruzione tra India e Bangladesh. Com'è possibile che la dolorosa pagina di storia del secolo scorso non sia servita da lezione? Com'è possibile che, sotto forme diverse dal razzismo, al nazionalismo esasperato, al fanatismo religioso, si propaghi ancora oggi il germe dell'intolleranza, della discriminazione e della violenza? Sono interrogativi che non possiamo tacere. Ricordando i morti di 70 anni fa e le intolleranze di oggi, cerchiamo un insegnamento per i vivi, un insegnamento sulla vita e sulla morte, la crudeltà e la compassione, perché il tragico passato sia una lezione riconoscibile in qualunque forma rischi di rappresentarsi nelle nostre società. Ecco, adesso io darei la parola al professor Andrea Zannini e al termine dell'orazione osserveremo un minuto di raccoglimento. Signor Presidente, Assessore e Assessori, Consigliere e Consiglieri, autorità civili e religiose, signore e signori. 72 anni fa, in questi giorni, veniva liberato dall'Armata Rossa il campo di sterminio di Auschwitz, Oswiecim in polacco o Ospizi in Yiddish. I primi prigionieri vi erano arrivati nel settembre 1940. Le prime uccisioni di massa furono perpetrate nel settembre 1941. In totale dell'1,3 milioni di persone che vi transitarono, 1,1 milioni furono uccise. Il 90% erano ebrei, dunque una vittima dell'Olocausto, della Shoah, su 6 morì ad Auschwitz, assieme a 250.000 polacchi, 23.000 rom e sinti e altre categorie di prigionieri, ognuna delle quali aveva un suo contrassegno. La tradizionale croce gialla agli ebrei, un triangolo di diverso colore i prigionieri politici, i criminali, gli asociali, gli emigranti, gli omosessuali, gli zingari, i testimoni di Geova. 400 di quest'ultimi trovarono la morte ad Auschwitz-Birkenau. Per un'altra categoria di diversi e inferiori la sorte era già stata segnata. Dementi, deficienti, decerebrati, mongoloidi, così quanto riportato sui referti, iniziarono ad essere uccisi e cremati in Germania nell'agosto 1939. Per misericordia, veniva scritto, ma soprattutto per non intralciare la macchina tedesca lanciata alla conquista del mondo. Il complesso di Auschwitz-Birkenau fu il più grande sito di sperimentazione e attuazione della soluzione finale per ebrei e polacchi, e più in generale della guerra hitleriana, secondo la quale il nemico e soprattutto il diverso, dopo essere stato sfruttato fino allo stremo, doveva essere eliminato. Le esecuzioni di massa dei primi mesi ed anni della guerra si rivelarono a tal scopo poco efficaci, anche perché turbavano i soldati di leva, e così lo Stato Maggiore tedesco organizzò la rete europea dei lager di annientamento. In quest'ultimi anni molto si è scritto sulla consapevolezza dello sterminio da parte della popolazione tedesca. I volontariosi carnefici di Hitler, così sono stati chiamati da un libro famoso, non potevano che essere centinaia di migliaia e almeno un terzo della popolazione tedesca, è stato calcolato, doveva essere a conoscenza dell'Olocausto.
Questi giudizi hanno generato una nuova, recente riflessione nella società tedesca. Ne sono scaturiti l'apertura del Museo Topografia del Terrore a Berlino, del Museo Ebraico, dello sconvolgente memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa, sempre a Berlino, che è stato dedicato anche ai Sinti, ai Rom, agli omosessuali eliminati nelle persecuzioni. In Italia non abbiamo un museo sulla Seconda Guerra Mondiale, signor Presidente. Non abbiamo un museo storico sul ventennio fascista, non abbiamo un luogo che testimoni oggi la nostra riflessione sui nostri campi di concentramento e sterminio, da Bolzano a Trieste. E anche questo un modo per non fare i conti con il nostro passato. Un numero imprecisato di nostri corregionali venne deportato e morì ad Auschwitz o lungo il viaggio per qualche campo di concentramento e sterminio. Questa è la fine che fece Elio Morpurgo, che già sindaco di Udine, sottosegretario di governo ed ebreo discriminato, cioè fedele al regime, venne arrestato ad 85 anni e messo su un vagone per la Polonia. Di lui non si sa più nulla, non si è saputo più nulla. Nel complesso, dalle province nord adriatiche, Lubiana esclusa, furono inviate nei campi tedeschi circa 8.200 persone, quasi un quarto dei deportati d'Italia. Ciò fu anche dovuto al fatto che il Friuli Venezia Giulia faceva parte della zona di operazioni litorale adriatico, parte integrante del Terzo Reich. La Repubblica Sociale vi aveva una sovranità limitata. I repubblichini si distinsero soprattutto nel guidare i rastrellamenti contro gli ebrei e le bande partigiane. Per esempio nel rastrellamento della notte del 23 novembre 1943 della piccola comunità ebraica goriziana. 22 persone, bambini, donne e qualche vecchio, da 1 a 90 anni, furono strappati dai letti e caricati sui vagoni piombati. All'SS che la spingeva sul camion, l'85enne Elisa Luzzato disse: «Ma voi non avete una madre?» A San Sabba, a Trieste, venne messo in funzione un campo di detenzione gestito da una novantina di specialisti venuti dai campi tedeschi. Vi furono uccise tra le 3 e le 4.000 persone, tra ebrei, partigiani sloveni, italiani e croati, dissidenti politici e semplici sospetti, donne e ragazzi di ogni età, per eliminare i quali fu messo in funzione un forno crematorio. I deportati politici verso la Germania della sola provincia di Udine furono 1.158, di cui 58 donne. Di questi 673 morirono in campi di concentramento, 515 sopravvissero. Tra di essi anche parte di quelle centinaia di migliaia di militari italiani che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale di Mussolini e furono per questo imprigionati e deportati. Gli stereotipi del bravo italiano e del cattivo tedesco non aiutano però a capire ciò che accadde in queste terre durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima ancora dell'occupazione tedesca che seguì il crollo dello Stato l'8 settembre, si era sperimentato il sistema dei campi di concentramento dei civili. A Gonars e Visco, dopo l'annessione della Slovenia al Regno, migliaia di civili sloveni e croati, di Rom e di Sinti, furono internati e tenuti in condizioni disumane. Circa 500 persone, comprese donne e bambini, vi morirono di stenti e di malattie. Dall'anno 2000 è stato istituito in Italia il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah e le leggi razziali promulgate dal governo fascista, attraverso cerimonie e iniziative che stimolino riflessione soprattutto tra i giovani. Ricordare è senza dubbio doveroso, ma senza provare a capire è poco utile. Senza capire le cause e le ragioni dell'Olocausto ci condanniamo ogni anno a ricominciare a ricordare da capo e il Giorno della Memoria scade a ricorrenza celebrativa. Un quadro appeso a una parete, come ebbe a dire recentemente il sociologo polacco di origini ebraiche Zygmunt Bauman, recentemente scomparso. In pochi minuti proverò dunque non a rispondere alla domanda che tormenta l'Occidente da 70 anni a questa parte, e cioè perché l'Olocausto, quanto piuttosto a fare il punto sulle conclusioni a cui si è per ora giunti. Tutta una serie di ragioni
avanzate nei primi anni del dopoguerra, sono ormai considerate necessarie ma non sufficienti, dall'aggressività bellica tedesca che aveva portato alla prima e quindi alla seconda guerra mondiale, alla millenaria eredità antisemitica e antigiudaica cristiana ed europea, al lucido progetto hitleriano che nessuno fu in grado di fermare e anzi qualcuno colpevolmente assecondò. Si è cercato di relativizzare l'Olocausto, sostenendo che in fin dei conti i genocidi appartengono alla storia dell'umanità, dimenticando la sua evidente unicità e novità. Qualcun altro ha voluto implicitamente affievolirne il senso, addebitando ai gulag staliniani il primato storico del concentrazionismo, passando sopra le grandi differenze ideologiche e materiali tra le forme di sterminio di massa attuate dai due totalitarismi. Vi è poi una categoria morale che tende ad affievolire la nostra capacità di comprendere l'Olocausto, quella di considerarlo il male assoluto, qualcosa di mostruoso e irripetibile e in fin dei conti estraneo alla natura dell'uomo. Lo stesso errore in cui incorse Benedetto Croce, quando definì il fascismo l'invasione degli Ixos, e cioè dei barbari venuti dal mare, prima di convincersi che in realtà non si trattava di una malattia morale, ma di una tara sociale e ideologica connaturata alla storia italiana. Allo stesso modo l'Olocausto non può essere considerato una parentesi occasionale, bensì un evento che ha le sue radici e la sua logica nella nostra stessa civiltà europea. Ciò che colpisce dell'Olocausto è paradossalmente la sua straordinaria normalità, non tanto la banalità del male psicologico e filosofico descritta da Hannah Arendt, quanto la sua normalità quotidiana. Organizzati come una qualsiasi fabbrica tayloristica, invece di produrre merci, i campi sfornavano morte, la espellevano attraverso le ciminiere che costellavano il panorama di tutta Europa, dopo essersi procurati la materia prima attraverso l'efficiente sistema ferroviario europeo, in un sistema gestito da ingegneri e amministratori che utilizzava i gas prodotti da una grande multinazionale. L'Occidente, che aveva inventato la produzione di massa e il salto in avanti tecnologico della seconda rivoluzione industriale, quella che ci ha dato l'energia elettrica, il motore a scoppio, eccetera, lo stesso Occidente e la stessa rivoluzione tecnologica ci hanno dato l'Olocausto. Buchenwald appartiene all'Occidente, è stato scritto, tanto quanto Detroit. È in questa contraddizione della modernità che vanno ricercate le cause e le ragioni dell'Olocausto. Ragioni, sì, perché anche il male più apparentemente inumano può essere razionale, cioè guidato dalla ragione, e l'Olocausto è stata l'applicazione di una mente raziocinante alla logica massima della distruzione. I totalitarismi e la loro realizzazione più spietata, l'Olocausto, sono stato il frutto dell'incontro tra gli strumenti della modernità tecnologica e organizzativa da una parte e le tensioni della modernità politica e ideologica dall'altra. Per esempio l'idea di Stato moderno, che si trasformò nell'idea di Stato di potenza, di Stato morale, ciò che spiega l'acquiescenza al nazismo di buona parte della popolazione tedesca, oppure l'idea di nazione, che da concetto inclusivo e unificante si era trasformata dal secondo Ottocento in un concetto esclusivo e aggressivo. E ancora, lo sfruttamento politico e coloniale dell'idea di razza, un concetto che non esiste in scienza, bisogna ripeterlo ai nostri giovani, non esistono razze umane. E lo sfruttamento ideologico del concetto di etnia, un'altra parola che non ha alcun valore, se non autodefinitorio. Infine la più macroscopica delle tensioni che condusse alle due guerre mondiali e all'esperienza dei campi di sterminio, lo scontro tra le potenze europee per il controllo del continente. Il crollo definitivo di quel concetto di equilibrio di potenza che aveva retto malamente per secoli e che dal 1914, franando, portò l'Europa sull'orlo dell'annientamento. Da questo cumulo di contraddizioni, dal convergere straordinario di componenti normali, nacque l'eccezionalità dell'Olocausto. Celebriamo oggi la giornata della memoria, ma tra gli storici la parola memoria non gode di grande stima. La memoria è personale,
individuale e familiare. Ed è giusto che sia così. A volte è necessario rimuoverla, magari per sopravvivere, come ci hanno spiegato molti sopravvissuti dell'Olocausto e dei traumi della guerra. A volte la memoria individuale confligge con quella collettiva e nazionale e poi la memoria si perde, giustamente, con l'età. Ciò che un paese non deve perdere, signor Presidente, non è la memoria, è la storia. Dobbiamo studiare e insegnare e ripensare continuamente la storia dell'Olocausto e questo deve essere parte integrante della nostra società civile, della nostra idea di comunità civile. Non dobbiamo avere paura dei venditori di falsa storia, perché questi si squalificano da soli. Guardiamo che fine hanno fatto le teorie negazioniste che hanno provato risibilmente a negare l'esistenza dell'Olocausto. Nessuno ormai può prestarvi il minimo credito. Se la memoria a volte sbaglia, la storia dà la possibilità di avere dei punti fissi. Uno di questi è il fatto che gli italiani di religione ebraica hanno contribuito all'unificazione e alla nascita del nostro Paese e dunque espellerli dalla nazione è stato un crimine che ha macchiato in primis la Casa Reale Savoia, che quelle leggi ha sottoscritto ed è stata meritatamente mandata in esilio dalla nostra Costituzione. Oppure che le forze che hanno lottato contro il regime nazifascista, dai comunisti ai laici, ai moderati, ai cattolici, fino ai monarchici, tutte insieme stanno alla base della Repubblica, delle nostre libertà politiche e civili, che ci consentono oggi democraticamente anche di lasciar sfilare i reduci e gli affiliati alla 10ª MAS, come è successo pochi giorni fa nel Palazzo Municipale di Gorizia, anche se quel corpo si macchiò di orrendi crimini a sostegno dei nazisti. La seconda chiave per far sì che il giorno della memoria non si trasformi poco per volta in una vuota celebrazione sta in un'altra parola dal significato antico, politica. Ridare credibilità e fiducia alla politica e alla res publica, cioè al governo, nella dizione latina dell'espressione, è un obiettivo indispensabile per evitare che lo spettro sempre presente della dittatura si materializzi. Le democrazie europee sono giovani, hanno qualche decina d'anni, massimo un secolo. Il progetto politico nato dalle ceneri dell'Olocausto, quello dell'unificazione europea, che ci ha dato il più lungo periodo di pace interna europea che il continente abbia mai sperimentato nella sua storia, 65 anni. Se si vuole rilanciarlo, bisogna ridare alla politica quella dignità e quel prestigio che sembra aver perso, perché, come ha scritto Cicerone, il più alto uso della virtù che un uomo possa fare è quello di governare un popolo. Grazie.